Ho qui per voi una ricetta fantastica per una torta soffice al pistacchio. La farete in 10 minuti e potrete gustarla al naturale godendo della sua morbidezza oppure renderla un po' più golosa come ho fatto io, decorandola con un po' di crema di pistacchio e granella. Prepariamola insieme mettendo in ciotola 4 uova medie. Le lavoro con la frusta elettrica insieme a 150 g di zucchero. Devono risultare chiare e un po' gonfie. A questo punto aggiungo l'olio di semi di girasole, 140 g. Inizio ad incorporare anche la farina, 150 g, setacciandola e alternandola a 120 g di latte. Vi ricordo che sia le uova sia il latte devono essere a temperatura ambiente. E adesso è il momento della farina di pistacchi, 70 g. Potete acquistarla già pronta, io vi consiglio così, ma se avete dei pistacchi interi a casa potete tritarli finemente voi stessi, facendo attenzione a non causare la fuoriuscita di olio, surriscaldando troppo le lame. È il momento di mettere un pizzico di sale, un cucchiaino di estratto di vaniglia e una bustina di lievito per dolci setacciato, quindi 16 grammi. Avete visto quanto è stato semplice? L'impasto risulterà così, abbastanza fluido, ma non preoccupatevi perché ci regalerà un dolce davvero molto morbido. E adesso pronti per la cottura. Forno già caldo, nel mio caso a 190 gradi, cottura di circa 35 minuti. Ed ecco pronta la mia torta. Se usate una buona farina di pistacchi, la torta sarà molto profumata e gustosa. Già perfetta da gustare al naturale, magari con un semplice tocco di zucchero a velo. Oggi però mi sento particolarmente golosa e allora ho riscaldato al microonde un po' di crema al pistacchio. La lascio cadere in superficie e completo con granella di pistacchi e qualche pistacchio intero, ovviamente sgusciato. Un po' di zucchero a velo, giusto per migliorarne l'estetica. E adesso, secondo me, questa torta è pronta per far impazzire chiunque, dai più piccoli ai più grandi. Provatela se amate la frutta secca e fatemi sapere se vi piace. Vi aspetto presto con un nuovo video. Un abbraccio da Valentina.